Una delle feste più sentite e amate dai veneziani è la festa del Redentore, che quest'anno, 2012, si celebrerà il 14 e il 15 luglio. È tradizione passare la notte tra il sabato e la domenica in barca in attesa degli spettacolari fuochi d'artificio che si tengono a mezzanotte. In attesa dei fuochi, ovviamente all'interno delle barche si canta, si balla e si mangia. Sono alcuni piatti tipici di questa festività. Ci sono sicuramente le sarde in saora, i bigo in salsa, l'anara ripiena e la pasta e fagioli. Questa sera voglio mostrarvi come si fa la pasta e fagioli, secondo una delle tante ricette tipiche. Gli ingredienti sono i fagioli, che ho già messo a bagno la notte scorsa, poi abbiamo bisogno di un cuore di sedano, della cipolla, aglio, un rametto di rosmarino e le foglie d'alloro. Servono inoltre dell'olio extravergine d'oliva e del sale. Ora iniziamo la preparazione, che è veramente molto semplice. Prendiamo i fagioli, li scoliamo. Ti ricordo che sono stati una notte a bagno nell'acqua. Adesso li risciacquiamo. E li mettiamo nella pentola. Aggiungiamo un po' di sale, due foglie di alloro e l'acqua. In questo caso i fagioli sono circa 2 etti e li facciamo cuocere con circa 1,5 litri d'acqua. Adesso li mettiamo sul fuoco. All'inizio il fuoco sarà vivace, poi, una volta che comincerà a bollire, invece abbasseremo perché si tratterà di una cottura lenta. Ci sono molte varianti alla ricetta della pasta ai fagioli. Noi siamo sempre per una cucina che sia buona ma anche salutare allo stesso tempo, per cui evitiamo di mettere nella cottura dei fagioli cose che altri mettono, per esempio l'osso di prosciutto oppure altri pezzi del maiale come la cotenna, i piedini, le orecchie, che servirebbero per dare più gusto. Secondo noi la pasta ai fagioli fatta in modo semplice è buonissima così. Adesso i fagioli stanno bollendo e adesso semplicemente abbassiamo il fuoco e lasciamoli a cuocere per un tempo lungo, 2 o 3 ore, fino a quando non saranno belli morbidi. Ok. Naturalmente ho dimenticato di dire prima che per la ricetta della pasta ai fagioli serve anche la pasta. Noi mettiamo delle tagliatelle. I fagioli stanno cucinando da un paio d'ore circa. Nel frattempo abbiamo preparato un battuto di cipolla, aglio, rosmarino e sedano. Adesso accendiamo il fuoco e lasciamo imbiondire questo battuto, che poi andrà versato dentro i fagioli. Mentre il sedano, la cipolla, l'aglio e il rosmarino stanno cuocendo nell'olio extravergine d'oliva, abbiamo tirato fuori 1/3 dei fagioli e adesso li schiacciamo con la forchetta. Ecco,
Paolo ha schiacciato un terzo dei fagioli e adesso li rimettiamo dentro insieme agli altri. Nel frattempo la cipolla, il sedano, l'aglio e il rosmarino sono imbionditi e mettiamo dentro anche questi e lasciamo cuocere per qualche minuto. Abbiamo tolto le 2 foglie di alloro e adesso aggiungiamo un po' di pepe ai fagioli e al battuto che stanno cucinando. Paolo mescola un po', i fagioli sono cotti, è arrivato il momento di aggiungere la pasta. Non ne serve molta, i fagioli sono già sostanziosi. Mescoliamo un po'. Noi abbiamo usato le tagliatelle, si possono usare vari tipi di pasta. La tagliatella è un classico, poi anche qui dipende dai gusti. Sta bollendo, adesso mettiamo il coperchio alla pentola e spegniamo il fuoco. Lasciamo che la pasta si cuocia nella zuppa calda per circa mezz'ora. La nostra pasta e fagioli è pronta e ci prepariamo a mangiarla. Adesso aggiungiamo semplicemente un goccio di olio extravergine di oliva crudo e voilà, è pronta. Ci abbiniamo un po' di vino rosso. Questa sera abbiamo aperto una bottiglia di rosso della casa, un vino semplice della zona, Loredan Gasparin, il produttore. Buon appetito!